Allora, solo un secondo per ringraziare gli organizzatori per l'invito, in particolare il dottor Gasparini e il dottor Scassola, e i complimenti a Giovanni, a tutto il direttivo, a tutto il Consiglio per la meritata rielezione e a tutti i colleghi delle organizzazioni sindacali che come il SUMAI hanno contribuito alla sua votazione. Devo dire che questa volta tutti quanti ci siamo attivati, visto il pericolo incombente. Credo che sia un dovere come medici tutelare la professione e quindi garantire che ci sia un consiglio direttivo serio che badi alle esigenze della gente soprattutto e anche alla professione. Cercherò di stare nei tempi, ho anche invitato quando manca un minuto ad essere avvisato perché non voglio e mi scuso se sono passato avanti a qualcuno. Allora, l'argomento di cui parlerò è il ruolo dello specialista ambulatoriale interno nelle case della comunità. Trovo che sia stato utile parlare dopo i colleghi che fanno parte della medicina territoriale, perché anche la specialistica ambulatoriale è parte integrante del territorio, sia pure collocata nell'ambito delle strutture aziendali, nei distretti, eccetera, e quindi mi sembra opportuno essere insieme a loro. Allora, case della comunità nascono dal PNRR, sono scaturite dalle criticità emerse dopo il Covid e dal decreto 77. Partendo anche dal titolo del congresso, io dico che la vera opportunità per il Servizio Sanitario Nazionale sarà legata non solo alla costruzione dei muri o alle attrezzature, ma sarà importante investire sui camici bianchi, e per camici bianchi io intendo i medici ma anche tutte le altre professioni sanitarie, perché tutti assieme faremo il sistema e porteremo avanti questo nostro servizio sanitario nazionale, e perché no anche gli amministrativi, i tecnici, perché l'azienda e il servizio è formato da tutti. Però è importante, per poter garantire la presa in carico dei pazienti cronici e dei pazienti complessi, visto l'innalzamento dell'età, appunto sempre pazienti pluripatologici, è importante superare la visione dei compartimenti stagni, la visione individualista dei professionisti. La vera sfida, la vera rivoluzione sarà la logica dell'equipe territoriale. Come c'è l'equipe ospedaliera che si fa carico in tutte le proprie forme dei pazienti, è importante che ci sia una nuova visione organizzativa del territorio. Già le normative prevedono a tutti i livelli quella che deve essere la nuova organizzazione. Cerco di correre veloce, comunque normative sia a livello nazionale, sia a livello regionale che a livello aziendale prevedono già il ruolo determinante degli specialisti ambulatoriali interni attraverso le loro forme organizzative funzionali, le AFT, sia all'interno delle case della comunità, hub e SPOC, perché no, è previsto che all'occorrenza, visto che Maurizio evidenziava come in alcune zone ci saranno criticità nelle zone disagiate, è previsto sia nel nostro accordo sia nelle norme che lo specialista ambulatoriale si possa anche spostare e andare nelle case di comunità SPOC. Nulla vieta che i colleghi di medicina generale, ove ci siano dei pazienti critici eccetera, possano concentrarli nei loro studi, e lo specialista si può recare presso di loro onde non far spostare, non creare disagio ai pazienti. Però prevalentemente la collocazione dello specialista è nell'ambito della casa di comunità hub, ma non solo, perché noi facciamo parte, qualcuno ha parlato dell'attività domiciliare, credo che sia stato Gabriele. Noi da anni come specialisti, come categoria, ci rechiamo a domicilio del paziente, ci rechiamo nelle strutture intermedie, quindi è un'esperienza già consolidata.
E quindi lo specialista con questa nuova visione di lavoro in equipe eccetera potrebbe diventare, con un arricchimento reciproco, perché dal confronto continuo fra professionisti ci si arricchisce tutti quanti, pertanto potrebbe divenire per i casi cronici specialista di riferimento sia per i medici di assistenza primaria che per i pediatri di libera scelta, ovviamente per le patologie d'organo nel caso dei pediatri. Questo potrà consentire quindi, nel rispetto reciproco dei ruoli dei diversi professionisti e con un costante confronto fra tutti i componenti dell'equipe, di gestire il paziente sul territorio, luogo più idoneo per far sì che il paziente abbia meno disagi possibili, che non sia costretto a spostarsi e soprattutto che non si rechi in pronto soccorso sovraccaricando le strutture ospedaliere che già oggi sono al collasso. Quindi si parlava di tutti i codici bianchi che non dovrebbero più arrivare e dovrebbero essere gestiti sul territorio o dai colleghi di medicina generale o all'occorrenza anche col supporto degli specialisti, e questo potrà essere veramente una rivoluzione se si riesce ad attuarla. Noi ce la metteremo tutta. In tal caso, qualora il paziente si riacutizzasse o non avesse più la capacità di essere gestito sul territorio, allora il paziente viene indirizzato, ma dall'equipe, non deve essere il paziente che ruota, che gira, deve essere l'organizzazione, l'equipe nelle varie figure, e quando parlo di equipe non parlo solo di medici, parlo di tutti, parlo dell'infermiere di famiglia, di comunità, dei sanitari tecnici, dei fisioterapisti. Il paziente non deve girare a vuoto, deve essere accompagnato dall'equipe che lo guida passo passo. Questo lo faremo con i PDTA che già in alcuni casi esistono, ma forse vanno monitorati, vanno revisionati in maniera tale che, concordando fra le equipe territoriali e l'equipe ospedaliere, il paziente possa avere la migliore assistenza possibile. Le norme nazionali, vado veloce perché il tempo è avaro, però esiste già, si parla già di equipe multiprofessionali con i medici, con gli specialisti ambulatoriali, medici di famiglia e tutti i professionisti della sanità, inclusi anche gli psicologi. Vorrei ricordare, perché uno dei problemi che è emerso nel periodo Covid, e lo stiamo pagando ancora oggi, molti disagi nei soggetti giovani, negli adolescenti, nelle famiglie, quindi il supporto psicologico è importante. Perché cercare nuove leggi? Perché perdere tempo? Noi abbiamo inserito già uno strumento nell'ambito della specialistica ambulatoriale, che è quello dello psicologo, che già lavora a contatto braccio a braccio nelle strutture distrettuali, nei consultori e nei vari servizi delle aziende. Quindi c'è già una figura, c'è già la possibilità di dargli questi incarichi, quindi perché no, non deve essere la figura che collabora con i medici territoriali per supportare psicologicamente. È assurdo creare nuove leggi, nuove figure, quindi dovremmo aspettare la nuova figura creata dalla legislazione dello psicologo di famiglia, quando le aziende hanno già gli strumenti in mano per poter offrire queste risposte ai cittadini che ne hanno bisogno. Altro passo importante, perché è da anni che noi a livello nazionale stiamo collaborando anche con gli altri colleghi del territorio, è stata nostra volontà inserire nell'accordo collettivo nazionale che è stato firmato in aprile, quindi sia nella specialistica che nella medicina generale, c'è un articolo comune, c'è un allegato che è pari pari uguale, dove si parla di integrazione, di collaborazione. Questo serve per dare migliori risposte ai cittadini. E l'Agenas ha fatto un lavoro lo scorso anno d'accordo col governo, con le regioni, coinvolgendo tutti, dal mondo sanitario al terzo settore, ai medici, ai professionisti, e ha emanato un documento che è stato recepito dal governo e dalle regioni, ed è quella che dà le linee di indirizzo per l'attuazione del modello organizzativo Casa delle Comunità Hub. Un piccolo passaggio veloce, perché mi hanno dato il minuto.
La legislazione, il SUMAI ha combattuto per questo, all'inizio parlava solo di mura, cioè gli investimenti che sono stati fatti erano per costruire le mura e in qualche caso a creare strumentazione. Bene, noi a livello politico ci siamo attivati perché venissero finanziate le professioni. Noi abbiamo bisogno di riempire le mura con professionisti che diano risposta ai cittadini. I muri da soli non danno risposte, neanche la strumentazione altamente tecnologica. Quindi ci sono tutte le leggi, io avevo citato quelle che sono le norme che danno la possibilità di ampliare e assumere alle aziende a tempo indeterminato nuovi professionisti, fra questi anche gli specialisti ambulatoriali nelle varie forme professionali. Purtroppo è difficile correre, per cui adesso salto, se no il tempo è avaro. E ricordo che uno dei problemi è quello delle liste d'attesa. Allora, il problema è un altro. La specialistica è uno degli strumenti che può contribuire ad abbattere le liste d'attesa, però anche la specialistica è in sofferenza. In molte realtà non ci sono nuove assunzioni. Nelle case della comunità, in alcune realtà, mancano gli specialisti. Allora non si può parlare di attuare le case della comunità con le risorse professionali attuali. Oltre agli specialisti mancano gli infermieri, manca tutto il resto del personale. Io cito tutti in questo caso. Allora il problema è questo: per poter dare risposta ai cittadini c'è bisogno anche di personale adeguatamente formato. Quindi la logica, ribadisco, è quella di... Avevo messo qui quelle che erano ovviamente le delibere delle 2 aziende della provincia, erano state previste appunto queste AFT con una delibera nell'azienda 3, queste sono le case della comunità, ma è già risaputo quali sono, queste per l'azienda 4, era il provvedimento che aveva istituito 2 AFT specialistica, queste sono le case della comunità, una di queste è già stata inaugurata. E concludo con quello che ho detto prima. Quello che è importante è l'equipe di cui facciamo parte tutti, medici e infermieri. Bisogna avere una visione culturale che guarda, dobbiamo fare questa rivoluzione, capire che non possiamo più lavorare da soli. Si può lavorare in rete, possiamo lavorare per telemedicina, ci sarebbe tanto da dire. Non posso, e quindi io ringrazio tutti e mi scuso se mi sono un po' dilungato.